Eder, Mac, Pallister. Mi ha detto mi tieni 5 hard disk. L'atteggiamento era come se volesse mettere a sicuro qualcosa che poteva in qualche modo nuocergli. Lì dentro c'è la mia vita, tutti i miei reportage, ricordi. Poi che non ci sia qualche foto di Liliana nuda, certo che c'è. Al mare, quando noi andavamo al mare, qualche scatolo lo facevo, era bellissimo. E non solo Liliana, perché ci sono foto anche di altre donne non vestite. Vabbè, se qualcosa di sex piace sempre. Io metti, scusa, un po' di carne bisogna guardare ogni tanto, no? Mi ha un po' stupito il fatto che si preoccupasse di queste cose. Io al suo posto mi sarei preoccupato più di rintracciare la Lily che di fare ste robe qua. Ok, giustamente dici l'occhio vuole la sua parte. E come mai hai foto anche di Claudio Serpin? Ti piaceva guardare anche lui? E perché no? Perché non dovrebbero esserci? Liliana me l'ha presentato perché lui era presidente del marathon, perché Liliana frequentava quell'ambiente lì. Come mai hai foto anche di Claudio Serpin? Ti piaceva guardare anche lui? Ma dai, per favore. Non sapevo assolutamente niente di Starpin, della presunta relazione, presunta perché è tutto da dimostrare. Lei me l'ha presentato e giustamente le ho fatto una foto. Io faccio quante foto faccio? Se invece poi trovassero delle foto dove c'era Claudio e Liliana magari in situazioni un po' più intime, allora questo aveva una valenza diversa. Gli ho chiesto e lui mi ha detto che non voleva che altri vedessero quelle foto. Gli ho detto guardate, io non vorrei che questi hard disk finissero in brutte mani. Immagino che possa essere stata anche questura, procura, altre robe. L'avranno visto 100 volte gli hard disk. Gli agenti che hanno visionato gli hard disk mi hanno detto complimenti per le bellissime foto. Per me la scomparsa di Liliana è stato uno shock molto molto forte. Non credevo più nella mia vita, pensavo di morire. È chiaro che con questo sole, con questo caldo, l'unico modo per respirare è leggere Le ombre di Trieste. L'ombra di Trieste può aiutare a sconfiggere il sole caldo delle spiagge. Aurora Maniscalco, 24 anni, originaria di Palermo, è morta dopo essere precipitata dal terzo piano del suo appartamento a Vienna nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno. Lavorava da 3 anni come assistente di volo per la compagnia Lauda Air e viveva nella capitale austriaca con il fidanzato Elio Bargione, 27 anni, anche lui palermitano. Secondo quanto raccontato da quest'ultimo alla polizia, la coppia avrebbe litigato in modo acceso quella sera e Aurora, subito dopo, si sarebbe lanciata dal balcone. La giovane è stata soccorsa e portata d'urgenza al Vienna General Hospital, dove è morta nel pomeriggio di domenica 23 giugno. La versione fornita dal fidanzato è stata ritenuta credibile dalle autorità viennesi, che hanno raccolto alcune testimonianze e chiuso il caso parlando di un incidente o di un possibile gesto disperato. Ma i familiari di Aurora non credono a questa ricostruzione. Per loro non si è trattato di suicidio. La madre, il padre Francesco Paolo Maniscalco, il fratello e altri parenti sono arrivati in Austria appena appresa la notizia. Aurora avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 15 luglio. La famiglia ha denunciato il caso sia in Austria sia in Italia, presentando un esposto alle procure di Vienna e Palermo. È stato richiesto il sequestro dell'appartamento della salma, del cellulare della ragazza e di tutti i dispositivi informatici per verificare se siano stati cancellati messaggi o prove. Il profilo WhatsApp di Aurora risulta eliminato poco dopo la morte e secondo la famiglia sarebbero scomparse anche alcune chat. I legali dei Maniscalco hanno incaricato un consulente tecnico per esaminare il contenuto del telefono e tentare il recupero dei dati rimossi. Gli esami tossicologici effettuati sul corpo della ragazza hanno dato esito negativo. Nessuna traccia di alcol o sostanze stupefacenti. La famiglia ha insistito per ottenere l'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Il referto necroscopico sarà fondamentale per determinare se le lesioni riportate da Aurora siano compatibili con una caduta volontaria, un incidente o un'azione violenta da parte di terzi. La procura austriaca deciderà entro venerdì 27 giugno se convalidare la ricostruzione della polizia o riaprire il fascicolo. Noi non vogliamo colpevolizzare nessuno, ma vogliamo chiarezza per poter piangere in pace Aurora, ha dichiarato il padre Francesco Paolo Maniscalco, intervistato dal TG1.
Ha spiegato che la denuncia presentata ha come obiettivo l'accertamento completo della verità, anche per contrastare la disinvoltura con cui, a suo dire, la polizia viennese avrebbe liquidato l'intera vicenda. Anche la zia Ninfa Maniscalco ha dichiarato che Aurora aveva avuto problemi con il fidanzato e che la lite avvenuta la sera della tragedia potrebbe essere stata determinante. Era una ragazza solare, piena di vita, in gamba, ha raccontato. Vogliamo giustizia e verità per lei. La cugina Federica Bevilacqua ha invece scritto: non ci fermeremo, mai. Vogliamo sapere cosa è realmente successo, perché non crediamo che lei si sia suicidata. Noi ti faremo giustizia, Aurora. Dopo il litigio, Elio avrebbe contattato i propri genitori, ma non quelli della ragazza. Solo diverse ore dopo, questi ultimi sono stati avvisati. Il padre di Elio, Carlo Bargione, ha difeso pubblicamente il figlio dicendo: ci stanno buttando fango addosso. Si è creato uno sciacallaggio mediatico. Gli investigatori austriaci, pur confermando che per noi il caso è chiuso, hanno dichiarato che l'ultima parola spetta alla magistratura. La polizia ha riferito che, dopo aver ascoltato i testimoni e interrogato l'amico della defunta, è rimasta solo la versione di un incidente o di un possibile gesto disperato. La relazione tra Aurora ed Elio, secondo quanto riferito dai familiari, era turbolenta. Alcuni parenti parlano apertamente di una situazione conflittuale che andava avanti da tempo. Aurora era tornata a Palermo a maggio e, secondo i genitori, non mostrava segni di depressione. Aveva intenzione di iscriversi a un corso di tedesco e progettava nuovi obiettivi personali e lavorativi. Dopo un'esperienza in Croazia, aveva scelto Vienna come nuova città dove costruirsi un futuro. Aveva anche vissuto per un periodo a Praga da un amico, ma il ritorno nella capitale austriaca e la convivenza col fidanzato, secondo alcuni, non stava andando bene. Il fidanzato è stato ascoltato più volte dagli inquirenti. Oltre al lavoro come assistente di volo, è attivo come musicista jazz. La sera del dramma ha detto di aver litigato con Aurora, ma di non averla toccata fisicamente. Avrebbe assistito alla scena della caduta dal balcone senza riuscire a fermarla. La ricostruzione, però, non convince la famiglia Maniscalco, che contesta anche l'assenza di un intervento tempestivo, l'immediata cancellazione del profilo WhatsApp e il ritardo nella comunicazione ai genitori di lei. Le prossime ore saranno cruciali. L'autopsia potrà offrire risposte decisive. Nel frattempo, l'indagine aperta dalla Procura di Palermo affiancherà quella austriaca nel tentativo di fare chiarezza e accertare se vi siano responsabilità dirette, omissioni o depistaggi. I genitori, che sono tornati temporaneamente a Palermo per organizzare la cerimonia funebre, non intendono fermarsi. Vogliono che venga fatta luce su ogni dettaglio di quella notte, in attesa di sapere se davvero Aurora si è gettata nel vuoto o se invece qualcuno ha contribuito a farle perdere l'equilibrio in modo volontario o involontario. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.